Giro dei bivacchi, giorno 2. Parte 1. Il bivacco dei lupi. Nella puntata precedente pernottavo nel bivacco Vallon Scuro in compagnia. La nostra avventura riprende da qui, con una sveglia all'alba sulla cima di Vallon Scuro. Un po' stanco, forse, con solo 3 ore di sonno sulle spalle, ma pronto a farmi stupire da un nuovo giorno che inizia. I colori si fondono e si mescolano, come le mie 1000 emozioni, vicino alla croce davanti all'incantevole panorama. Un'altra giornata è iniziata. Così ritorno al bivacco, dove mi attende una golosa colazione cucinata alla vecchia maniera e una bella compagnia, con cui poi torno in vetta per la foto di rito e la firma del diario di vetta. Quindi riprendiamo tutti il cammino insieme. Il sentiero si alterna tra serpentini passaggi e viste mozzafiato. Qui si respira aria di libertà. Dopo circa 45 minuti di cammino arriviamo finalmente al famoso bivacco dei Lof, il bivacco dei lupi, dove ci concediamo una pausa gustando il panorama prima di rimetterci in marcia verso la prossima meta. Ma questa è un'altra storia che ti racconto nel prossimo video, se vorrai seguirmi.